Benvenuti a tutti, a tutte per questa serata, vabbè, credo che per la TV. Ah sì, per la TV, no, è acceso. Sì, ok. Ripetiamo per la TV, saluto a tutte le persone che sono in questo momento collegate online sul nostro sito, ma soprattutto ringrazio voi per essere qui stasera per questo prologo, diciamo, per le attività che poi Strangius andrà a affrontare nelle scuole. Quindi ringrazio Massimo Baraldi per essere qui stasera, per aver accettato, insomma, il nostro invito a partecipare al festival, e buona serata a tutti, insomma, e grazie. Ciao, io sono Massimo. Allora, innanzitutto ringrazio a tutti per la serata, ringrazio l'assessore Maccioni per il suo saluto iniziale. Davvero un piacere che non ci abbiate proprio, cioè che dopo tutta la settimana di impegni non ci abbiate mandato a quel paese, siate venuti comunque anche oggi, quindi vi ringrazio per la fiducia. Però vi devo dire una cosa, innanzitutto che sono stato fortunato perché è il libro più facile da presentare, quindi mi sono scelto per presentarlo, e ringrazio Massimo per per essere venuto qui da noi. Massimo fa parte diciamo della scuderia di Multimedia Edizioni, tra le altre cose che lui ha fatto. Multimedia Edizioni è un editore che pubblica soprattutto poesie, tanto che è stato anche il nostro tramite per avere Carmen Janez quest'anno al festival, e ci ha detto: guarda, fai un affarone, anche perché è gratis, ha detto fai un affarone perché è qui a fare le vacanze Massimo Baraldi. La cosa bellissima è che noi abbiamo in questo libro praticamente un bignamino della filosofia Strangius, perché qua è un bignamino di autobiografie che lui è riuscito a raccogliere, a far sue e a dare l'animo dei personaggi. L'ha fatto in un modo molto particolare, descrivendo il giorno più bello, che tutti noi pensiamo qual è stato il nostro giorno più bello, il giorno così così e il giorno più brutto. Qual è il tuo percorso che ti ha portato a scrivere questo libro? Dunque, la prendo larga con due parole su quella che è su quello che è l'inizio del mio percorso. Il primo lavoro importante che ho fatto a livello editoriale è stata la traduzione di Per la voce di Vladimir Majakovskij. È un libro bellissimo, considerato uno dei capolavori della grafica del Novecento. Bellissimo e rarissimo. L'ho tradotto, la cosa ha avuto successo, è stato molto apprezzato. Passano gli anni, scrivo un romanzo, resta nel cassetto. Passano altri anni e organizzo un reading, una presentazione per Jack Hirschman a Como. E Jack era ben felice di questa cosa e diceva: bene, ma tu hai visto le mie foto, ma io come ti riconosco alla stazione? Dico: Jack, non ti preoccupare, mi porto un libro di Majakovskij, non saremmo in tanti alla stazione proprio con quello. E lui è arrivato e non credeva ai propri occhi, perché quel libro lui l'aveva cercato per tutta la vita, ma è un libro rarissimo. Quindi mi ha estratto dalla tasca un sassolino che lui aveva raccolto sulla tomba di Pasolini e dice: questa è la cosa più preziosa che ho io. E siamo diventati amici. Passano ancora gli anni, non ho più scritto se non interviste, intervistavo musicisti per passione. E poi mi sveglio una mattina e improvvisamente sono diventato un precario, mi rendo conto di essere diventato un precario. Non avevo più non sapevo più bene da che parte soffiava il vento e da che parte sarei finito io. Quindi ho pensato: beh, ma in questi casi
Cioè, che cosa vale il mio immaginario, no? Tutti i miei eroi? Perché noi siamo poi, dicono che siamo quello che mangiamo, ma è un limite, in realtà siamo ciò di cui ci nutriamo. E ho pensato a tutti i miei eroi, perché ci avvicinavamo all'anniversario di Sgt. Pepper, l'album dei Beatles, sul quale loro hanno messo tutti i volti dei personaggi che per qualche motivo avevano significato qualcosa, li avevano influenzati. E nel disco c'è una canzone, A Day in the Life, un giorno nella vita, e così mi è venuto in mente anche Majakovskij, che diceva dateci nuove forme, è il grido delle cose. E ho detto, va bene, metto insieme tutti questi elementi, poi ho pensato anche a Baricco, che dice che non sei mai fregato per davvero finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarlo, e ho cominciato a pensare a tutti i miei eroi, tutti quelli che per qualche ragione erano stati personaggi importanti per me. E ho detto, beh, io faccio così, chiedo a tutti loro di raccontarmi un loro giorno bello, un giorno brutto e uno così così. Vediamo che cosa hanno da insegnarmi. In fondo mi hanno accompagnato in momenti anche difficili. Mi è sembrata una buona idea, però ho detto, vabbè, qui però è meglio che comincio, vado sul sicuro, chiedo a Jack. Jack, mi racconteresti il tuo giorno bello, uno brutto e uno così così? Era entusiasta. È cominciata l'avventura. Visto che parli di Jack, tu sai che è stato anche ospite mio in Sardegna tante volte, un amico che ormai, possiamo dire, un amico che ormai non c'è più, venne anche con la compagna Gneta in Sardegna, per descriverci chi è Jack Hirschman, perché è uno dei personaggi che c'è qui, di cui leggeremo il giorno così così. Jack Hirschman è stato uno dei poeti più importanti degli Stati Uniti, è famoso soprattutto perché è all'inizio famoso perché manda una lettera a uno scrittore che si chiamava Ernest Hemingway, che in quei giorni stava a Cuba. Ernest Hemingway si suicida e la lettera, la risposta che esce nei giornali di Ernest Hemingway è la risposta a un giovane scrittore. Quel giovane scrittore era Jack Hirschman. Jack Hirschman diventa uno dei più giovanissimi insegnanti dei collegi americani e viene espulso dai collegi americani. Lui è davvero bandito, ecco, forse se fosse stato ancora in vita forse sarebbe stato il nostro ospite per quest'ultima, davvero bandito da tutti i collegi americani perché quando i ragazzi vanno in America, quando scoppia la guerra in Vietnam, lui si rifiuta di mandare i ragazzi al Vietnam e dà là a tutti i ragazzi del college, così non potessero andare durante la guerra del Vietnam, il massimo dei voti, e quindi non potevano andare in Vietnam. E lui viene espulso da tutte le scuole. Quando lui diventa un poeta famoso, rifiuta di rientrare nel sistema americano e continua a vivere di reading, venendo in tutte le parti del mondo, vivendo non da benestante per niente, non l'abbiamo conosciuto. Cosa ha significato per te Jack Hirschman, oltre al fatto che ha iniziato qualcosa anche umanamente e anche da un punto di vista intellettuale? Jack è diventato subito un grande amico per me. Avevamo in comune diverse cose, una era la passione per il jazz, l'altra la passione per la poesia e la passione per Majakovskij e la passione anche per il russo. Il russo è stata la lingua segreta con cui comunicava con il figlio. E il figlio ogni giorno, Jack per tutta la sua vita praticamente, ogni giorno ha composto una breve poesia in russo. E quando c'era qualcosa di intimo che di cui doveva parlare con il figlio, lui sceglieva il russo come lingua. E Jack era il Sidney Chalabiek, l'uomo forte. Insomma, era questa. E Jack ha letto un mio romanzo, all'epoca era inedito, ed era rimasto molto impressionato perché era un libro rilegato in ferro e cuoio. E era davvero pesante, si era innamorato, mi ha scritto questa bella prefazione. Quando poi è stato pubblicato da un editore vero,
l'abbiamo presentato vicino a Brescia, e lui era ospite poi di quel festival, ma era ancora in volo. Atterrato, ha chiesto al tassista: per favore, può fare in fretta? Io ci terrei tanto a vedere la presentazione di Massimo, di questo, perché sapeva anche che io non avevo mai parlato in pubblico, era la prima volta, ero terrorizzato, insomma, non sapevo. E lui è arrivato lì, sembrava il generale Custer che arriva con questi suoi capelli, che è entrato nella sala, ha tenuto banco, ha fatto questa presentazione meravigliosa. E niente, da allora sempre quando veniva su, io vivo non distante da Como praticamente, e veniva sempre ospite da me, in tante occasioni ho organizzato per lui delle cose, e tramite lui sono poi entrato in contatto con la Multimedia Edizione, che era il suo editore, e la Casa della Poesia, che è diventata la sua seconda casa. A San Francisco lui ha avuto questo, ha fatto questa scelta politica per cui è uscito dal sistema, e al Caffè Trieste, una piccola isola italiana, diciamo, di San Francisco, lui ha trovato una seconda casa. La terza l'ha trovata a Baronissi, in provincia di Salerno. È diventato davvero il pilastro di questa casa della poesia. Grazie Massimo, anche per questo ricordo. Entriamo invece nel vivo del libro, anche per far piacere a uno che si è seduto in prima fila, Antonio Ara. Il tuo libro, no, perché in effetti, no, sai perché? Perché noi i temi del Festival Strangius vengono votati dal pubblico. Quest'anno, per essere popolari, abbiamo messo come voto del pubblico lo sport. Ma ha vinto lo sport, Tiziano? No, ecco, lui siccome era il capo della giuria, e quindi i brogli possono essere imputati solo a lui, abbiamo votato. Lo sport è venuto per ultimo, non so perché, io veramente avrei preferito che avesse vinto. E anche nel tuo libro ci sono tanti sportivi anche per alcuni versi mitologici, come Solier per alcuni versi, ma anche Benvenuti, ma anche Rocchi Mattioli, ecco, Moser appunto. Perché tanti sportivi, e che cosa ti ha comportato il fatto di intervistare gli sportivi sia prima che dopo? Dunque, Per esempio con Mattioli, insomma. L'incontro con Mattioli è stato fantastico. Diciamo prima chi era Rocchi Mattioli, perché Antonio Ara non lo sa. Spiego un attimo brevemente perché la scelta degli sportivi, perché ognuno di questi personaggi racconta la propria storia, ma tutti insieme raccontano la mia. Nel senso che davvero questi personaggi per me hanno significato qualche cosa. Ad esempio, io non sono un vero appassionato di sport e non sono un vero intenditore, non conosco le regole del calcio, non le conosco di altri sport, sono un incompetente in materia, ma questo è stato il mio punto di forza, perché tutti loro poi si sono rivolti a me parlandomi del loro lato umano, il lato più intimo e quindi più vero. La scelta di Nino Benvenuti è perché semplicemente per me quando ero bambino era l'uomo più forte del mondo, per quello che mi riguarda, lui lo è ancora. Mi ricordo che col nonno ci piazzavamo davanti alla televisione, guai a perdersi un incontro, cioè era un evento. E lo stesso per Bustartoni, io vengo dalla Bassa Modenese, cioè una lettura più significativa che abbiamo lì è l'Argine del Secchio, saranno quei 12 metri, non so, vedere quest'uomo che sfrecciava giù dalle montagne per me era un sogno. E quindi li ho incontrati, li ho contattati. Mattioli è stato fenomenale e ero intimidito, devo dire la verità, perché io un campione del mondo non l'avevo mai incontrato di persona, e in quanto sia un campione del mondo di scacchi non diceva bene, ma campione del mondo di box è un'altra storia. Rocchi Mattioli è un
Allora, è italo-australiano, lui è emigrato in Australia che era un bambino e era piccolino, e anche, cioè crescendo era un bambino piccolo, più piccolo degli australiani. E gli australiani non piacevano tanto gli italo-americani, così lui aveva questo cappellino, gli davano sempre una pacca e glielo facevano cascare. E poi dopo si chinava per prenderlo, insomma, magari gli davano anche delle botte. Il risultato, l'effetto che ha avuto questa cosa su di lui, è che si è iscritto a una palestra di boxe e ha cominciato a picchiarli a sua volta. Ha smesso quando è diventato campione del mondo. Era un tipo... E tra l'altro una cosa che non ho incluso nel libro, ma ha senso per il tema dei banditi, del banditismo, queste strade che a volte si aprono in modo casuale, queste derive che si possono prendere. E lui era discontinuo, non si applicava per davvero, nel senso si è impegnato moltissimo, faceva una fatica terribile anche per allenarsi, ma era una testa calda, insomma era fatto a modo suo. E un giorno lo fermano, i poliziotti erano in tre, e lui aveva bevuto, e insomma ci sono stati un po' dei problemi, li ha picchiati tutti e tre. Ed è finito a processo. Il giudice, sapendo del talento di Rocky, ha deciso di dargli una possibilità. Ha detto: io non ti metto in prigione, ma ti faccio una multa che te la ricordi per un bel po', ed equivaleva circa a un anno di stipendio del papà. Dice: però tu devi impegnarti nella box, cose che lui ha fatto, ed è diventato il campione del mondo, con una grinta. È un uomo che è stato il suo ultimo incontro, l'incontro più drammatico che ha fatto, quello che lui ha perso a Sanremo. Al primo pugno l'altro gli colpisce il polso destro. Lui sente un dolore terribile. Prima forse è un motocarro che mi aveva urtato, non lo so che cos'è. Comunque fatto sta che l'ulna, una frattura dell'ulna, lui ha combattuto tutto l'incontro, 9 riprese, con solo il sinistro. E quasi ha vinto. E dice: ma no, perché non hai mollato? Dice: no, io non posso mollare, io sono terrone, io non posso. Cioè un uomo davvero con una forza incredibile. Per capire la struttura di questo libro, vi racconto, vi leggo una parte. Allora, sono sicuramente un cattivissimo esempio per i coordinatori, perché sto già parlando troppo. Dico a tutti: non parlate molto, quindi non prendete me come punto di riferimento. Però il giorno più brutto, siccome l'ho visto, io a differenza di te conosco tutto lo sport, anzi sinceramente mi è dispiaciuto che non sia uscito lo sport. No, veramente, vero Tiziano? No, perché secondo me si possono fare. E io questo giorno più brutto di Francesco Moser l'ho vissuto perché con mio zio, che era un ex maresciallo dei carabinieri, che però sapeva tutto dello sport, mi ha spiegato anche le regole del dressage, cioè come si danno i voti al dressage, essendo lui un carabiniere a cavallo. E mi raccontò e guardammo assieme questa cosa, che era ormai Moser l'anno ha vinto 47 gare, cioè prende la gara, parte dal 50° chilometro, va in fuga e alla fine rimane solo con uno. Ormai la gara era vinta per noi, anche per lui forse. Ma invece che cosa succede? Un giorno brutto. Giornate brutte ce ne sono state tante, dice Francesco Moser, parlando di sport. La mia è il 27 agosto 1978. Mi ero preparato per vincere il mondiale a Nürburgring e l'ho perso. Praticamente un passo dall'arrivo. Pioveva e faceva freddo, però me la cavavo abbastanza bene anche in quelle condizioni. Io e Jerry Knettman eravamo pari fino a 1 metro dall'arrivo, poi lui mi ha superato di pochi centimetri, ma sufficiente per fare il risultato. A me è toccato l'argento, che non è male, però d'accordo le medaglie, ma che conta è vincere. Avevo fatto la corsa bene, tutta quanta. Sono partito per l'ultima salita. Knettman mi ha inseguito, mi ha preso. Sembrava che non ce la facesse.
io ho sbagliato la volata. Certamente l'ho presa troppo lunga perché ho dato modo a lui di starmi a ruota. Mi ha superato quando ormai non me l'aspettavo più. Avevo conquistato il mondiale già l'anno prima. Ripetere l'impresa per 2 volte di fila sarebbe stato un grande risultato. Invece lì mi sentivo come se mi si fosse cascato il mondo addosso. Perdere una cosa come quella per 10 centimetri, quando già ero convinto di aver vinto, davvero mi ci è voluto un po' a digerirla. Poi diciamo che quella del 1978, con una quarantina di vittorie, è stata la mia stagione più ricca di successi. Ero veramente in forma. Subito dopo il mondiale vinsi 3 tappe e la classifica generale al Giro di Catalogna e poi quelli del Lazio e di Lombardia. Per fortuna, perché sono soddisfazioni che mi permisero di assorbire la delusione di una sconfitta così dolorosa. Oggi la gente si ricorda meglio del mondiale che ho perso per pochi centimetri che di quello che ho vinto. Non passa mese o settimana senza che qualcuno mi dica il mondiale, quando hai perso che credevi di aver già vinto. Lo so che bisogna prenderla senza drammatizzare, ma ogni volta si rimette il dito nella piaga e io rivivo tutta la scena. Quella notte non riuscii a dormire. Se hai davanti uno più forte lo accetti, ma quella vittoria era mia. L'ho fatta io la corsa, l'altro si è trovato lì all'ultimo. Comunque è andata così. Questo è Massimo, uno dei racconti di Massimo. E questo è il libro. Come diceva Lupo Alberto, perché c'è anche Silvia che però questo è un po' il libro. Ecco, il libro è fatto con questi piccoli racconti che descrivono il nostro giorno più bello e il nostro giorno più brutto. Perché dico il nostro? Perché all'interno di questo libro il personaggio diventa un po' ognuno di noi. Questa è una mia impressione, non so se è quella che tu hai voluto dare all'interno del libro. Sì, perché io ho incontrato tutti questi personaggi, molti di persona, alcuni telefonicamente, tutti mi hanno raccontato la loro storia, ma l'hanno fatto come parlando con me come se io fossi un amico. Ho registrato tutto e noi vediamo qui magari una semplice pagina, ma in realtà questo è il risultato di ore di registrazione. Ho poi messo insieme tutto cercando di rispettare la voce di chi mi raccontava, chi mi parlava, perché Francesco Mosè non parla come Rocky Mattioli e Luciana Savignano tantomeno, e ancor meno Filippo Daverio. Quindi ognuno ha la sua voce e si rivolge al lettore come se fosse il suo interlocutore. Perciò uno può aprire il libro a caso ed ecco Paola Onofri, l'attrice, ti racconta la sua giornata bella. Ecco, tu hai riscritto la loro giornata bella, di fatto, brutta o così così. Sì. Ci sono state sicuramente reazioni differenti tra persone e persone. C'è chi casomai ti ha detto va benissimo, si è commosso, qualcuno che casomai ti ha detto no, ma forse questo passo. Quali sono state le varie reazioni? Perché è un lavoro di editing pazzesco questo. Sì, ad esempio Mattioli, Rocky Mattioli mi intimidiva moltissimo perché e se adesso non gli piace no, perché bisogna anche andarci a casa sua. Il giorno prima ero stato a casa, ho incontrato Luciana Savignano, l'Etoile, e alle pareti ci sono questi dipinti molto raffinati, queste cose. Ma a casa di Rocky Mattioli, alle pareti, ci sono i guantoni, ci sono le maste, ci sono i tirapugni, cioè insomma bisogna anche un attimo. E gliel'ho data, lui l'ha letta ad alta voce, lentamente, con questo suo accento australiano, che parla perfettamente italiano, ma con un fortissimo accento australiano. E quando ha finito si è messo a piangere, perché si era commosso, perché ha ritrovato la sua voce. Mi ha guardato per non farci caso, sono solo suonato, non può diciamo così.
Questo è uno degli esempi. Altri hanno, con Luciana Savignano per esempio ci siamo incontrati diverse volte, ma il più divertente forse è stato l'incontro con Ricky Gianco, il cantautore, perché lui non ha avuto nessun problema a raccontarmi il suo giorno bello e neanche a raccontarmi quello così così, che quello così così è quando lui ha detto di no ai Beatles. Avrebbe dovuto aprire i concerti per loro, ma non se l'è sentita, insomma, non l'ha fatto. Ma è il giorno brutto. Dice, io come lo scelgo il giorno brutto? E dice, se poi si offende qualcuno? Dice, no, perché per esempio una volta sull'autostrada c'era questo suo amico che era grande e grosso, l'ha abbracciato, gli ha rotto una costola e insomma lui poi dopo non era più in grado di guidare per andare al suo concerto. E così dice, però se ti dico chi è, poi dopo lui magari la legge, si sente in colpa, si offende. Dice, e poi dopo, dice ancora peggio, ma ha voluto a tutti i costi portare fino all'ospedale, ma guidava come un matto. Insomma, lui dice, quello sì che sarebbe un giorno brutto, posso. E così, insomma, ognuno poi dopo ha avuto una sua... con Jean Blanchard ci siamo incontrati diverse volte perché ogni volta... Diciamo chi è Jean Blanchard? Non tutti. Jean è l'autore della illustrazione che c'è in copertina. E io ho incontrato... parto da Philippe Daverio per collegare questa cosa. Ora, io avevo l'appuntamento con Philippe Daverio e dovevamo fare l'intervista. E io vado e Philippe Daverio è in ritardo, ha questo ritardo incredibile e detto, qui ormai mi salta l'intervista, non si farà più. In realtà Daverio è arrivato con 3/4 d'ora di ritardo, siamo saliti nel suo studio e mi ha accolto come mai avrei immaginato un'accoglienza di quel tipo. Dice, ma l'intervista mi ricorda qual è l'argomento? Dice, dovrebbe raccontarmi un giorno bello, uno brutto e uno così così. Un po' sottovoce, un po' velocemente. E lui dice, mi ha guardato e dice, ma per quale giornale lei... Dice, no, io veramente lo farei per un libro. Dice, va bene. E l'editore, no, io non ce l'ho l'editore, io vorrei però... E mi ha preso in simpatia, mi ha guardato e dice, ma come si fa a dire di no a un uomo che ha una camicia così graziosa, questa camicia con dei pupazzetti, quei elefantini. A lui è piaciuta, insomma, mi ha preso in simpatia e si è aperto, raccontandomi queste giornate sono molto intense. Io non lo sapevo, lui era malato. Infatti è morto poi poco tempo dopo. E ci siamo sentiti poi in diverse occasioni e non mi ha più detto niente però di altro. Nel frattempo io avevo contattato Jean Blanchard e Jean ha chiesto di me a Daverio, erano grandi amici, e Daverio lo ha convinto. Quindi io sono arrivato da Jean, ero assolutamente impreparato al personaggio, conoscevo il suo lavoro e le sue opere, ma non mi aspettavo, ero impreparato al suo senso di umorismo e al suo modo di essere. Mi aspetta sotto a casa, lui è identico a Karl Marx, ha questa barba davvero importante, questa testa di capelli davvero, è identico. E mi aspettava di fianco allo scooter, aveva 2 caschi sotto braccio, mi dice, tenga, questo l'ho comprato per lei, salga. E sono salito su questo scooterone e l'intervista l'abbiamo fatta praticamente serpeggiando a una velocità impossibile tra il traffico di Milano, è stata davvero una cosa molto impegnativa. Però i dettagli li abbiamo poi, ci teneva che ci incontrassimo in un piccolo paese, Lanzo Vitelli, dove lui ha una villa storica che apparteneva alla famiglia, perché voleva introdurmi al suo mondo, dal parco di quella villa che si trova proprio sul confine con la Svizzera,
transitavano gli ebrei in fuga. La sua famiglia, una famiglia ebraica, è stata in parte deportata ad Auschwitz e alcuni sono morti lungo la strada. Quindi lui ci teneva a introdurmi anche a questa parte del suo mondo, che poi si ritrova parzialmente nei suoi giorni. E con lui abbiamo ritoccato spesso per questa intervista, perché dice: beh, come faccio a raccontartene uno di giorno? No, te ne racconto due, me ne raccontati due. E insomma siamo andati avanti così. E c'è una parte che mi piace molto di uno dei suoi giorni. Interessante. Grazie. E il giorno brutto di Jean mi ha colpito tanto. E lui, antiquario, gallerista, figlio di una famosa gallerista milanese del centro, era un ragazzo benestante e studia, decide di diventare un archeologo. E però un giorno partecipa a degli scavi ad Aosta. Ad Aosta va a fare questi scavi, lui si presenta da ragazzo sbruffoncello, arriva con questa sua auto, insomma, faceva un po', e si prende delle confidenze. E un giorno, un po' invaghito di una delle compagne di corso, vede dei cristalli delle gemme su un tavolo e gliene dona una. Erano però dei reperti dello scavo. Nessuno gli ha detto niente, nessuno gli ha fatto nulla, ma la compagna l'ha riferito ai professori. Era il momento del commiato e il professore ha citato questa mancanza. Non ha fatto nomi di nessuno, però insomma, ha fatto notare quanto fosse scorretta questa cosa. E Jean dice quella macchina. Questo spiega perché dopo di allora non abbia mai più varcato la soglia della statale o di un museo archeologico, non abbia mai più affrontato l'argomento e non sia mai più tornato ad Aosta. Quando per il mio lavoro mi sono trovato nella necessità di approfondire qualcosa legato alla città o all'archeologia più in generale, l'ho fatto sui libri. Il valore della gemma in sé era nullo, un semplice pezzetto di vetro allineato tra altri 100 sul piano di un bancone. Tuttavia è diventata per me la gemma d'Aosta, che esattamente 40 anni e una settimana fa, nel luglio del 1977, cambiò il mio futuro, facendo di me un cattivo amministratore. Quel giorno, prematuramente, diventai un senza alta né parte, perché la vita vissuta all'insegna dell'inconsapevolezza può portare a fare un sacco di incidenti e la constatazione amichevole, quando anche ammessa, non sempre è possibile. Questo è Jean. Prima di lasciare poi le domande un po' a tutti voi, volevo leggere un altro giorno più brutto, però leggo un giorno più bello, che secondo me per noi, per chi lo scrive è ancora più brutto, perché dice delle cose che ci fanno molto pensare, e chi le dice è Ines Vigini. Ines Vigini nasce a Como nel 22 ed è una sopravvissuta dei campi di deportazione. Voglio leggervi il suo giorno più bello. Dopo la guerra mi fu proposto di andare nelle scuole a raccontare la mia storia, ma io all'inizio ero restia. Temevo che i ragazzi non capissero quello che avevo sofferto a Mauthausen, ad Auschwitz, a Ravensbrück. Non vi do la soddisfazione comunque di piangere. Un tempo si diceva che i campi fossero un'invenzione. Un tempo si diceva che i campi fossero un'invenzione. C'era molta diffidenza. Solo più tardi film e giornali avrebbero cominciato a descrivere tutti i fatti. Ho continuato per anni a incontrare gli studenti e facendolo sempre qualcosa mi rodeva in fondo allo stomaco. Parlando
rivedevo le masse in marcia, i bambini che andavano col giocattolino in mano, a 5 verso una camera a gas. Rivedevo tutto così intensamente. Il mio era già quasi più un desiderio di ribellione che altro. Non è un processo facile il perdono. Richiede del tempo. Non è una cosa che un giorno ti alzi e dici ho perdonato. Lo fai e non ti accorgi neanche. Per me è stato così. Insomma, il perdono arriva quando meno te l'aspetti. Da allora ho cominciato a dire, ragazzi, imparate a dominarvi. Imparate a non odiarvi o vendicarvi. Altrimenti, senza rendervene conto, diventerete come le persone che vi hanno fatto del male. L'odio ottenebra il cervello se non ci si ferma per tempo. Questa decisione è stata bellissima perché mi ha dato serenità e ho ritrovato la gioia di vivere. Io non posso più odiare, però intendiamoci, io ho perdonato, non ho dimenticato. Poi facciamo parlare anche gli astanti che sono stati veramente esemplari. Il tuo rapporto con Ines Vigili, come è nato, come è proseguito, insomma. Hai fatto anche un podcast bellissimo, tra l'altro. Sì. Io tenevo molto all'incontro con Ines, perché io sono originario della Bassa Modenese e di questo piccolo paese che si chiama Concordia sulla Secchia, e vicino a Concordia c'è il campo di Fossoli, che l'ombra di quel campo arriva fino a Concordia. Da bambino mi terrorizzava quel posto, ascoltavo i racconti del nonno, insomma. E quando ho sentito di Ines lì a Como ho deciso di andare e incontrarla. Ines ha cambiato completamente questo libro, perché nella mia intenzione originale volevo raccontare i giorni, un giorno bello, uno così, ma non mi ero mai soffermato a pensare sulla durata dei giorni. Un giorno dura, per alcuni un giorno può durare anni, e questo è il caso di Ines. E mi ha colpito questa sua storia, perché io non avevo mai incontrato una persona così. Quando lei comincia a parlare bisognerebbe sentire la sua voce, perché quando lei parla la sua voce è normale, ma quando lei racconta e ricorda la sua voce cambia completamente, diventa ritmica, diventa secca, asciutta, perde di calore e di colore, diventa grigia, ed è davvero toccante, davvero. E quando io ho ascoltato questa storia, l'ho ascoltata tutta, e poi ho detto, ma ci siamo salutati, l'intervista era finita, ho detto, ma Ines, ma certo che lei ha avuto una vita dura. Mi ha guardato, si è messa a ridere. Dice, ma io ho anche avuto una vita bella dopo, perché dopo sono tornate alle mie montagne, lei amava molto lo sport, e quindi ha ripreso ad arrampicarsi sulle montagne, a sciare, a fare tutte le cose belle. E ho ritrovato i miei vestiti, insomma ha fatto. E questa cosa anche questo mi ha fatto riflettere molto, perché a volte un singolo fatto, un singolo evento può piegare una persona, e questa non è più in grado di rialzarsi. Lei invece ha subito, è passata, lei davvero ha vissuto all'inferno per un certo periodo di tempo, eppure questo non è bastato a piegarla e a cambiarla, anzi forse l'ha resa più forte e anche migliore, forse. Mi ha colpito davvero tanto. Grazie Massimo. Se ci fossero delle domande, insomma anche degli interventi, noi siamo qui. Io ho una domanda. Ho visto che leggevo che sono 41 le persone che sono state intervistate. Sì. Come sono state scelte queste persone? C'è un filo conduttore, c'è una logica particolare, insomma, come sei arrivato a avere questo elenco di queste persone da intervistare o decidere di intervistare queste 41, esattamente quelle 41
Il numero ha un senso perché è chiaro che a un certo numero dovevo fermarmi, chiaramente. Il 41 mi piaceva molto perché se noi prendiamo i 3 giorni e li moltiplichiamo per 41, diventano in totale 123. E 1, 2, 3 dà un senso di progressione, qualcosa che va verso il futuro. E queste cose mi piacevano. E per quanto riguarda la scelta dei personaggi, questa è semplicemente perché ognuno di loro ha rappresentato qualcosa per me, o non necessariamente quel personaggio. Per esempio, io ho incluso 3 russi. Uno è Nikolai Livin, l'altra è Natasha Stefanenko, e poi c'è un poeta, ma la scrittore e giornalista. Ma la cosa la ragione è che la Russia per me è stata una svolta, nel senso io ero un ragazzino avevo questo senso dell'avventura, avevo un'idea un po' letteraria della vita, e avevo 20 anni, mi sono imbarcato, ho cominciato a navigare, e non è che sia andato molto lontano, perché facevamo soltanto lì nel canale di Sicilia, facevamo assistenza alle piattaforme petrolifere. Una volta ci siamo trovati sulla banchina del porto col comandante, lui diceva: ma che cosa pensi di fare qui? Che cosa pensi di trovare? Diventerai un disadattato nel lungo termine. Dice: già hai studiato le lingue, guardati qui intorno, era pieno di russi, perché c'era una nave da crociera di russi, tutti non riuscivano a comunicare, non parlavano. Dice: impara una lingua come si deve, impara il russo, no? e trovati un lavoro come si deve. L'ho preso in parola, ho cominciato a studiare il russo e poi sono andato a vivere a Mosca e lì ho studiato. Ora Nikolai Livin rappresenta perfettamente i soggetti dai quali io cercavo di fuggire tutti i giorni. Non era facile la vita, insomma. E Natasha Stefanenko in quel periodo viveva a Mosca, si era trasferita da questa cittadina negli Urali, lì a Mosca. Quindi per me ci tenevo a includere qualcuno del loro mondo. Ricky Gianco, quando io ero bambino, ragazzino, avevo 14 anni, ascoltavo la radio e c'era questa radio che trasmetteva direttamente da Parco Lambro a Milano. Ed era Ricky Gianco in genere ad aprire questi concerti. E mi avevano colpito con queste sue canzoni di protesta, allora c'erano queste cose. E quindi ho deciso di contattare lui. E ognuno di questi, c'è Rune Gervens, per esempio, era uno esploratore polare norvegese, l'unico uomo che si è attraversato Artide e Antartide, e Mar Glaciale Artico a piedi. E è chiaro, io non ci sono mai stato in quel posto e anche lui è più giovane di me, ma da bambino mi affascinava tantissimo l'idea dei ghiacci, dell'esplorazione di questi mondi avventurosi. E questo spiega anche Chiara Montanari, una ricercatrice, che anche lei racconta dell'Artide. Quindi ognuno di questi personaggi appartiene a mondi che in alcuni casi ho vissuto, in altri ho sognato. O magari Maurizio Solieri, che era il chitarrista di Vasco. Per me era importantissimo includerlo perché lui è di Concordia sulla Secchia e che è il mio paese. E lì chi è che non aveva mai visto una rockstar? Per noi era più bravo di Jimi Hendrix. Poi uno lo vedeva, che magari aveva il giubbotto lì con le frange, il giubbotto di pelle, a noi sembrava bambini, sembrava un eroe davvero. E quindi sì, questo è il senso. Grazie. Qualche altra domanda? Tu? No. Vuoi fare? No? No. Prima sì, adesso no. Sono dimenticato. Allora, no, pensaci. Ma Volevo solo fare una considerazione. Complimenti perché ha avuto sicuramente un'idea originalissima. Ha scritto un libro con un ventaglio di personaggi tutti diversi fra loro e quindi propone una serie di storie
che sicuramente non ci sia noi a leggere questo libro, quindi Credo di sì. complimenti. Grazie. Sì, No, una cosa che mi piace, una delle idee che hanno fatto nascere questo libro è anche l'idea di spesso ci si sofferma sulle differenze e su ciò che separa le persone. E io volevo in qualche modo dimostrare che siamo tutti molto più vicini di quanto si può essere portati a immaginare. E in effetti la gioia di Maurizio Stecca quando vince le Olimpiadi è la stessa di Jean Blanchard quando nasce il figlio, o quella di Silver, che è il papà di Lupo Alberto, quando fa il suo primo viaggio in autostop e va a Londra. Cioè, i sentimenti che sono i sentimenti, credo, e le emozioni a renderci simili agli altri. E credo che sia importante in questo caso vedere che un intellettuale, un artista, una persona legata a qualunque un poeta, alla fine sono tutti vicini. Avessi un'altra domanda, inviterei. Ah, certo, prego. Volevo chiedere, visto che lei ha raccontato tante storie, quali sono invece i suoi giorni? I miei cambiano un po' tutti i giorni. Ogni giorno ne racconterei uno diverso. Cosa avrebbe raccontato lei a uno scrittore che veniva a fare quella domanda che ha fatto lei? I miei giorni sono anche qui dentro, perché ognuno dei giorni che io racconto, ognuno di questi personaggi che ho incontrato, sono stati per me un'emozione incredibile. Io credo che poter scrivere questo libro sia stato uno dei regali più belli che abbia ricevuto dalla vita, perché è difficile avere la possibilità di incontrare i propri eroi ed è anche difficile che si aprano, che ti accolgano e che ti raccontino, che ti parlino come a un amico. Però questo lo potrei dire soltanto dopo averlo scritto, e così è. E prima di averlo scritto, potrebbero essere diversi. Il mio giorno più bello, io sono nato lì in Emilia, accanto a questo fiume, poi dopo sono finito a vivere al mare, ma tutti i fiumi portano al mare, quindi forse era anche inevitabile. Poi dopo sono andato a vivere a Como, lì c'è il lago, ma e ho anche navigato nel frattempo, però un giorno con Tullia, che è lì, la mia compagna, siamo andati in vacanza in Germania, nel nord della Germania. E lì, sull'isola di Sil, mi sono messo a guardare quel mare e mi sono reso conto di non averlo mai visto. La prima volta che ho visto il mare, direi. E per quanto possa sembrare assurdo, l'ho visto in Germania. E nonostante, insomma, appunto, già prima avessi vissuto lì. Ma un mare così non l'avevo mai visto. Brutto, una volta alcuni di questi dei personaggi che ho incontrato hanno bleffato. Per esempio, per il giorno bello uno dice: guarda, io ti racconto il mio giorno bello, ma sappi che il mio giorno più bello è un altro. Ma non te lo racconto. E lo stesso vale per quello brutto. A me viene sempre in mente una volta che insomma, c'era mio nonno, lui non stava bene, gli avevo promesso che sarei tornato, poi dopo avrei cercato di andare a vivere lì a Concordi e sapevo che non sarei tornato, però gli ho detto di sì. E poi dopo, insomma, le cose sono cambiate e non ci siamo più visti, insomma, mi è dispiaciuto molto. E così,
Così, in questo momento non me ne viene in mente uno, ma spesso sono un po' tutti a volte così, nel senso che... Se hai intenzione oggi, bleffa, di no. No, oggi è un giorno bello. Sto bleffando. Anche in questi giorni abbiamo avuto delle giornate davvero fantastiche. Sì. Bene, qualche altra domanda? Senza, ok, no? E allora adesso è il momento di Tiziano. Ecco, noi come sempre diamo un pensiero. Ecco, qua ci sono due libri molto importanti. Sono due libri molto importanti perché riguardano anche Strangios. La mano. Oh. A me? È molto importante perché Strangios nasce da questi libri, soprattutto da uno, i Cabilli. I Cabilli, per quelli che stanno nel Campidano, quindi nella parte sud, sono quelli che vengono dal nord. Tanto che la parola Strangios da noi non significa straniero, significa forestiero, cioè uno che viene da fuori, ma che viene da fuori all'interno. Questo libro scritto da Vico Mossa, che stava qui a Serramanna, descrive un po' la situazione del forestiero, un libro autobiografico da cui 6 anni fa è nato Strangios, e quindi questa adorazione è fatta un po' per te e per gli amici di Strangios, a cui dirò adesso fino all'anno prossimo non vi scocciamo più, quindi riposatevi per un po' di tempo, ma non è vero, perché se non scocciamo voi, scocceremo i vostri figli, perché dal 14 di novembre inizieremo con Strangios a scuola, anche se a alcuni non piace questo nome, ma Strangios a scuola, e andremo a scuola per parlare in varie giornate del tema che quest'anno è appunto banditi, ma non solo. Grazie ancora a tutti e grazie soprattutto a Massimo. Grazie Tiziano.